Inizia in Consiglio regionale la discussione sulle proposte di legge su indipendenza e autonomia del Veneto da ottenere con un referendum popolare. L'apposita commissione, presidente Carlo Alberto Tesserin, analizzerà la proposta sull'indipendenza del Veneto, primo firmatario Stefano Valdegamberi, e quella sull'autonomia a statuto speciale, presentata da Costantino Toniolo e dallo stesso Tesserin. Questa seconda opzione piace ai consiglieri di Forza Italia per il Veneto. Dario Bond e Piergiorgio Cortelazzo, capogruppo e vice, annunciano l'appoggio del partito di Berlusconi in regione. Perché il Veneto non può avere le stesse condizioni di autonomia del Trentino Alto Adige, provoca il bellunese Bond, che ricorda come il referendum per l'indipendenza non sia permesso dalla Costituzione. Non è più tempo di proposte irrealistiche e irrealizzabili, rinforza il collega di partito, il padovano Cortelazzo. Il Veneto a statuto speciale è un obiettivo realistico. Ma come è stato visto a Roma il referendum digitale di plebiscito.eu per l'indipendenza del Veneto? Il neo sottosegretario Barbara Degani racconta di molte perplessità e anche di qualche presa in giro dai compagni di partito. L'unica via seria, dice, resta il referendum popolare. Se no diventa una buffonata, perché enunciare che ci sono stati 1 milione di persone che si sono recati a votare, 2 milioni, 3 milioni, 20 milioni e poi alla resa dei conti si parla di poco meno di 100.000 persone, da questo punto di vista qualche presa in giro l'abbiamo ricevuta. Riserve dal capogruppo della Lega in regione Federico Caner sull'abbinamento dei temi in discussione, indipendenza e autonomia, nella commissione, che ci auguriamo, ha detto Caner, faccia comunque presto per arrivare rapidamente all'esame del Consiglio. Scettico al riguardo il capogruppo PD Lucio Tiozzo, aprile è tutto calendarizzato, ha detto Tiozzo, e vedo difficile che si affronti l'argomento con serenità a maggio in piena campagna elettorale. Altro referendum allo studio è quello che propone la fusione tra il Veneto e il Trentino Alto Adige. Ci stanno lavorando i consiglieri regionali dell'Italia dei Valori Marotta e Pipitone con il costituzionalista Luca Antonini.